Cari amici, come potete vedere ci troviamo al porto di Bari sulla MSC Opera e siamo pronti per partire con la crociera della musica, dell'arte e della cultura napoletana. Passeremo dei giorni meravigliosi all'insegna del divertimento, dell'arte e della cultura musicale partenopea con tanti artisti. Restate con noi perché l'avventura sta per iniziare. E noi abbiamo proprio il vero cantante di questa canzone, che la cantante E quest'anno saremo deliziati dalle lezioni del nostro magnifico rettore dell'Università Gennarino II, Amedeo Colella. Grazie. Che bello incontrarti! Beh, ve la voglio chiarire, lezioni distaccanti, leggere, divertenti, si parlerà di lingua napoletana, si parlerà di arte, storia, cultura, gastronomia, si parlerà di acqua quest'anno. Anche di acqua. So che la prima lezione proprio È sull'acqua. parlerà dell'acqua. In che senso? Ma sai perché l'acqua entra in mille modi nella lingua napoletana, l'acqua è sempre fuoriera di sventura, l'acqua è poca, ma però non galleggia, fa acqua pip per esempio. Qui ci sono Oppure tanti detti napoletani l'acqua è un frase di bastimento a mare. che si esprimono attraverso l'acqua, ho capito? La storia dell'acqua napoletana, però sicuramente, ecco, quando uno ha un rovescio di fortuna in lingua napoletana va a finire che paccheri dall'acqua. Insomma, l'acqua c'entra sempre in tantissime cose e canteremo tanto perché le banche dell'acqua, gli acquafrescai hanno sempre ispirato fior di artisti, poeti, cantanti, quindi canteremo tanto. Ma come si svilupperanno proprio queste lezioni e soprattutto alla fine ci sarà un titolo di studio? Beh sì, ogni lezione avrà un consulente musicale, la prima volta ci sarà Luciano Capurro, poi Diego Sanchez, poi il nostro Gianni Conte e poi Napoli Antica. L'ultima lezione sarà in realtà una vera e propria tombola napoletana, cioè dal panariello non escono numeri ma escono canzoni napoletane e ogni canzone ha una connessione semantica, bella parola, insomma, con un numero e quindi con un significato della smorfia napoletana, insomma c'è da divertirsi e alla fine chi segue tutte le lezioni e supera l'esame finale avrà una laurea in napoletanità. Quindi io seguirò le tue Ti lezioni, candidi? alla fine Ok. sarò laureata in napoletanità. E un pezzo di carta può sempre servire. È importante nella vita. E grazie ad Amedeo Colella soprattutto per essere qui con noi in questa Ma che 16ª meraviglia. edizione della crociera della musica e dell'arte e della cultura napoletana. Se non ci sei tu con me, sulle finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Ed è un immenso piacere avere per la prima volta sulla crociera della musica napoletana una voce straordinaria, a mio avviso unica nel mondo per quanto concerne la canzone classica napoletana, la musica straniera, la canzone italiana e lui, Luciano Capurro. Benvenuto! Qua si deve cantare sempre, quindi in tutte le lingue, ma soprattutto in napoletano. Poi se vuoi cantare pop lirico, se vuoi cantare popolare, se vuoi fare folk, l'importante è che si canta, perché si dice che l'aucilla canta o parraggia o pambora. Ma tu sicuramente canterai per amore perché questa è una passione che ti porti dentro fin da piccolino, il canto. Ma soprattutto poi su questa nave, soprattutto nel contesto della 16ª edizione della canzone napoletana. Cosa ci stai preparando per la tua serata? Ci sono due momenti meravigliosi, uno con il professor Colella che ha scelto me per aprire le sue lezioni di napoletanità scegliendo il tema dell'acqua. Manca a farla apposta, sta a macchina d'acqua, dal mare alle lezioni di Colella. E poi faremo un'ora, uno spettacolo come faranno i miei colleghi, un one man show dove all'interno alterneremo grandi classici, canzoni divertenti, ma soprattutto qualche bella poesia e qualche ricordo di grandi artisti che ci hanno preceduto. Quindi mi raccomando, cari amici telespettatori, restate con noi perché intanto l'avventura è iniziata. Luciano Capurro. Con te partirò.
Beh, tu invece? No, niente, la settimana passata ci ho fatto un concerto a Piazza del Carmine. Se uno sa che c'è da così, si immagina una coppa nata proprio, paropa, ma capite che lo traffico via Marina, però... Ma che piacere incontrare principalmente un amico, lui è un grande professionista, uno showman, conduttore, presentatore, attore, cantante, lui è un attore di teatro ma anche di fiction. Sei bravissimo. Diego Sanchez, benvenuto. Benvenuto a te, grazie. Devo dire io a te benvenuto perché questa è la prima per te. Sì, Questa sulla crociera della musica napoletana sì. Quindi questa è la prima, io diciamo sono un po' più... È la terza per te. Sì. Hai già divertito il pubblico delle crociere? Spero, però per essere riconfermato forse qualcosa di buono lo Tra l'altro prima abbiamo presentato proprio il cast artistico, ci ha fatto tanto divertire non solo con le tue canzoni ma anche con delle barzellette perché tu hai questa verve comica proprio che ti appartiene. Ti ringrazio, no, mi diverto, diciamo che sostanzialmente quando sto davanti a un pubblico o anche davanti a una telecamera mi esce fuori un'indole che mi porta poi a divertirmi. Quindi... Dunque sei pronto per questa 16ª edizione? Prontissimo. Cosa ci stai preparando? Guarda, allora come al solito faremo un viaggio, un excursus in quello è diciamo, il repertorio che comunque più mi appartiene della canzone classica napoletana, che va diciamo da metà del Novecento fino quasi poi ai giorni nostri. E non mancherà sicuramente una chicca, diciamo un piccolo omaggio al grande Massimo Ranieri che comunque ormai fa parte della mia vita fortunatamente e poi un paio di cose nuove. Non sarò da solo in palcoscenico, ci sarà con me Marcella Troise che mi accompagna in questa avventura e quindi noi ci divertiremo, speriamo di riuscire a far divertire. Non vediamo anche il l'ora pubblico. di ascoltarti e soprattutto di ascoltare anche la voce di Marcella. Grazie Restate mille. con noi. Assolutamente. Una grande professionista del mondo dello spettacolo, Marcella Troise, che tra l'altro accompagnerà il nostro Diego Sanchez nelle serate di spettacolo. Buonasera. Ecco, come ti esprimerai tu su questo palcoscenico? Cosa ci regalerai? È un'emozione fortissima, io canterò ovviamente sul palco con degli intermezzi, con piccoli interventi, con dei duetti, quindi sarà un'esperienza veramente bella anche perché su un palco come quello dell'opera di questa MSC è una grande soddisfazione. Tu vieni anche dai villaggi, quindi hai una grande esperienza come direttrice artistica, capovillaggio. Raccontaci un po' brevemente. Sono capovillaggio delle strutture turistiche e curo la direzione artistica da 5 anni. Sei giovanissima tra l'altro, complimenti. Sì, grazie. Quindi soprattutto quest'anno un importante resort in Basilicata, abbiamo proprio appurato il live sul palcoscenico con io alla voce, corpo di ballo, tastiera, sassofono, tutto live anni 70, 80, 90 e poi spettacoli dedicati anche lì alla napoletanità. E quindi non potevi che essere qui perché solamente grandi professionisti su questa crociera della musica napoletana, quindi Marcella sarà dei nostri quest'anno e ci divertiremo tutti insieme. Restate sempre con noi. Grazie. Ma che piacere incontrare Gianni Conte. Chi è che non lo conosce? Per anni è stato la voce solista dell'Orchestra Italiana di Renzo Arbore e oggi porta avanti questa nuova orchestra italiana per portare sempre avanti la nostra cultura musicale, quella partenopea, a mio avviso la più bella nel mondo. Benvenuto intanto. Grazie, no, sono d'accordo con te, è chiaro che è la più bella del mondo, ma voglio dire, io sono orgoglioso di essere napoletano anche per la canzone, non solo. Perché come spiego spesso, la canzone napoletana è stata fonte di ispirazione, lo è ancora, lo sarà per sempre, anche di artisti, di esecutori, di scrittori non napoletani, come il caso di De André, Mimmo Modugno, l'indimenticabile, va bene, tanti scrittori come il tarantino Mario Costa che ha scritto le musiche per Re de Maggio, e ci sono tante, ricordiamo Mimì, Mia Martini, con me, nello splendido brano di Gragnaniello. Quindi voglio dire, veramente io sono poi felice di essere qui perché è un'esperienza che mi manca. Io ho girato il mondo grazie al grande Renzo Arbore, però io veramente ho suonato sulle navi al porto, con l'orchestra italiana abbiamo fatto anche il baro di una MSC a Napoli con Sofia Loren, Lucio Dalla, Pino Daniele, ho suonato però nel porto. Lavorare e anche essere insieme a tanti artisti e collaborare insieme in una crociera del genere è splendido, per me
È come se ricominciassi da capo. Sicuramente la tua è una grande esperienza perché, come hai appena detto, hai girato il mondo anche grazie all'Orchestra Italiana con Renzo Arbore, sei bravissimo anche ad improvvisare, ma come ti sei preparato per approcciare al pubblico della crociera della musica napoletana? Allora, devo dire la verità, io in genere per qualsiasi tipo di concerto io non faccio mai scalette fino alla mezz'ora prima, perché è un intuito personale che ho secondo il momento, il posto, il pubblico, eccetera. Per cui non saprei dire cosa farò. Poi ce ne sono talmente tante di canzoni napoletane, veramente hanno difficoltà a scegliere. Qualcuno rimarrà male perché in un'ora di spettacolo non si faranno tante canzoni, per cui ci sarà sempre quello che dirà ah, però potevi fare quello o quell'altro, che devo fare? Cercherò di dare il massimo cercando di coprire un po' le esigenze un po' di tutti. Dai. Quindi per conoscere il repertorio di Gianni Conte non dovete fare altro che restare connessi con noi. Bravo. Mi raccomando. Ed eccomi con l'ideatore e realizzatore di questa meravigliosa crociera della musica, arte e cultura napoletana della Scoop Travel, Francesco Spinosa. Ciao, che Magda, bello buonasera. essere Ciao, qui quest'anno, sono veramente felice di aver preso parte a questo bellissimo contest. Tra l'altro fino a pochi minuti fa eravamo ancorati al porto di Bari e finalmente siamo partiti. Sì, siamo partiti. Hai visto l'entusiasmo che tutto questo scatena nelle persone, ed è bello perché è una location particolare, si crea un'atmosfera particolare e che le persone possono vivere solo qua. Nei teatri è bello vedere i concerti degli artisti e si vedono in modo veramente molto, completo, ma l'emozione che si vive qua, di vivere l'artista da vicino e di ascoltarlo poi mentre canta, è tutta un'altra cosa. E poi in un contesto come questo, col mare, location eccezionale, veramente le persone vivono dei bei momenti veramente. Da tutto questo che organizzi si evince proprio la bellezza del tuo animo, perché porti avanti la cultura napoletana, quindi anche il tuo attaccamento alla tua origine. Guardi, io come dico ai miei collaboratori e alle mie figlie, io mi ritengo fortunato di essere nato in questa città, perché è una città che ti dà tanto e quindi secondo me io da napoletano devo qualcosa alla mia città. Pertanto organizziamo questo evento che porta Napoli in giro per il Mediterraneo e vedo che gli artisti poi collaborano veramente con grande piacere. Pertanto è un piacere che gli artisti collaborino e le persone restano contente e quindi portiamo questo, come dire, questo piccolo seme della bella napoletanità in giro per il Mediterraneo. Eh sì, questa crociera sicuramente è caratterizzata dalla musica napoletana, però ci sono anche tanti incontri e scambi culturali. Questo è importante perché crea proprio amicizia tra i popoli. Infatti ringrazio una mia amica Luisiana Ferrante che in Grecia sta curando tutti questi rapporti con gli enti locali e pertanto noi ad Atene incontreremo delle personalità ad Atene in una pinacoteca bellissima, quindi dopodomani ci incontreremo ad Atene, poi avremo degli incontri a Santorini e quindi porteremo la bella napoletanità, quindi le persone avranno modo di conoscere dei bravi napoletani, dei bravi artisti napoletani che portano in giro la nostra sana esperienza e cultura napoletana. Adesso non dobbiamo dire più niente perché dobbiamo sorprenderli in questi giorni. Certo, vi quindi ripeto, restate con noi. Restate sempre con noi e via Napoli e forza Napoli. Eccomi qua! Buonasera! La prima posteggia itinerante, galleggiante, perché ovviamente siamo in navigazione, in Napoli Antica. Accanto a me c'è Nadia. Sì, benvenuti intanto a tutti voi, perché Grazie. so che durante questa crociera ci accompagnerete con la vostra musica, il vostro talento e soprattutto con la vostra verve molto divertente. In realtà bentornati. Bentornati, sì, perché non è la prima volta. Abbiamo fatto diverse edizioni e se ci torniamo un motivo ci sarà, intendo il piacere nostro di ritornarci. E soprattutto Quello il piacere di chi vi ascolta, perché voi fate divertire la gente, perché li accompagnate, diciamo un po' la verità, durante tutta la giornata. Sì, in diversi momenti e soprattutto li accompagniamo non su un palco, quindi proprio in maniera molto, molto diretta, molto vicina. Molto passionale. Sì, la posteggia Quali è saranno questo. i momenti in cui vedremo la vostra arte esprimersi tra la gente? Ma i momenti saranno diversi, nel senso che ci saranno i salotti pomeridiani dove i colleghi parleranno di qualcosa, di vari argomenti, soprattutto il professore Colella. E quindi nelle pause, nell'attesa che tutto cominci o quando il tutto sarà finito, ci saremo noi e saremo quindi la compagnia nell'attesa.
Quindi abbiamo qui un gruppo che ci accompagnerà, che ci farà divertire con le canzoni classiche napoletane. Canterete solo quelle o avete anche un repertorio un po' più antico? In realtà un repertorio un po' più moderno. Ah, ancora più Abbiamo moderno. voluto anche omaggiare qualcuno dei grandi della nostra musica Magari quei napoletana. brani che comunque rientrano tranquillamente nella classica, perché Sì, magari hanno avuto sì, un particolare per- successo. Esatto, assolutamente sì. E soprattutto noi faremo cantare. Questo sicuramente, perché la gente è qui proprio per divertirsi, sì. vuole cantare, vuole ballare, Sì. e voi siete il gruppo adatto per trascinare tutti noi, per coinvolgere. Sì. Quindi grazie Napoli Antica, quindi adesso si vanno a preparare. Perché sì. dovete riscaldare la voce, voi dovete riscaldare gli strumenti. Vogliamo presentare gli altri amici del gruppo? Li dobbiamo presentare? Eh sì, no, li dobbiamo presentiamo. dire. Abbiamo Massimo alla fisarmonica, Armando alla chitarra ed Elio che è la nostra parte percussiva, il cuore. Il cuore, ma sai cosa mi hanno detto? Nadia ha una voce straordinaria, i musicisti di Nadia sono dei grandi professionisti di altissimo livello, quindi non potete assolutamente perdervi in Napoli Antica. No, non conviene. No, restate con noi con la 16ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Responsabile della redazione Cultura e Spettacoli del quotidiano Roma, Diego Paura, che ha curato la comunicazione di questo bellissimo evento. Un grande evento, una bellissima 16ª edizione che già da quello che abbiamo visto in anteprima si annuncia davvero fantastica. Grandi artisti, ma poi l'organizzazione impeccabile della Scoop Travel con in testa Francesco Spinosa è una garanzia. Quindi non ci resta che divertirci. Assolutamente tu sei pronto? sì, io sono Canterai, pronto. ballerai? No. Come no? Non voglio far ridere il pubblico, mi limiterò al mio lavoro e cercherò di fare quello con Io professionalità. invece cercherò di coinvolgerlo e sono sicura che anche Francesco Spinosa ci metterà il suo per coinvolgere Diego Paura in questa fantastica 16ª edizione della Crociera della Musica Napoletana. Questa è l'arte, questa è la cultura, quella che ci appartiene, e quindi tu devi far parte di noi totalmente. Io mostrerò quello che voi di bello e di universale sapete fare. Grazie Diego Paura. Grazie a voi. E noi abbiamo proprio il vero cantante di questa canzone, che è la cantante. E adesso c'è un messaggio per voi. L'appuntamento è dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa per l'edizione 16 bis della Crociera della Musica Napoletana. Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente, noi stiamo a guardare. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per guaglione che guardano il cielo e non fanno parlare. Questi guaglioni hanno fila e speranza di mana c'è sta. Questi guaglioni da isole e braccia e si vanno salvare. Ci sta tutto
vogliono che aizzano e braccia e si vanno salvare.